Rieccoci insieme cari telespettatori. Noi periodicamente cerchiamo di rubare i suoi impegni, di sottrarlo e quindi di dialogare con la Società Italiana di Medicina Ambientale, SIMA, e in modo particolare con il presidente. Ben ritrovato Alessandro Miani. Grazie, una buona serata a voi. E lo facciamo perché la società si occupa di tantissime questioni, lo fa anche in modo analitico e scientifico e ci tiene a contatto con la realtà ambientale che ci circonda, quindi con varie dinamiche. Quest'oggi ci sono 2 o 3 questioni che vorrei affrontare con lei, Presidente, di cui rendere informati i nostri telespettatori, e la prima di queste è il famoso greenwashing, di cui si forgiano molte, si vantano molte aziende. Allora, che cos'è questo greenwashing? Spieghiamolo ai nostri telespettatori e vediamo anche come si strinseca. Diciamo soltanto un dato, che il 53% che voi avete pubblicato delle etichette green è fuorviante, il 40% delle indicazioni non è comprovato. Stiamo parlando di 14,5 miliardi di euro in crescita dei guadagni per le scelte che a cui inducono i consumatori. Bei numeretti, eh? Che cos'è, Presidente? Sì. Beh, allora, il greenwashing è un fenomeno purtroppo largamente diffuso per cui alcune aziende, sia in veste di aziende sia in veste dei loro prodotti, cercano di dipingere, di colorare o di lavare di verde, come dalla parola inglese, i loro prodotti o comunque le loro filiere per renderle più appetibili per il mercato, che oggi dà grande valore ai prodotti green, ai prodotti a basso impatto ambientale, climatico e via dicendo. È una pratica, dico purtroppo, che fanno in molti, ma che sarebbe, diciamo, al limite illegale. Ecco, oggi ancora non è illegale, ma potrebbe diventarlo a breve, anche perché il Consiglio d'Europa e il Parlamento europeo hanno raggiunto recentemente un accordo che prevede appunto uno stop al greenwashing partendo da quelle che sono le etichette dei prodotti. E questo noi lo sottolineiamo da tempo, di questa pratica sbagliata, perché non solo diventa un tranello per il consumatore, ma non fa nemmeno bene all'ambiente. Se noi vendiamo un prodotto dichiarando che quel prodotto è green senza poter dimostrare quanto è green, ovvero sia quanto fa risparmiare in termini di impronta idrica, di impronta di carbonio, di impronta ambientale più in generale, stiamo sfruttando un meccanismo di marketing per fare primeggiare il nostro prodotto, magari mettendo in difficoltà prodotti che magari hanno le stesse caratteristiche ma non seguono questa linea. E quindi questa decisione a livello europeo porterà probabilmente dei cambiamenti significativi, quindi i termini bio, i termini eco, i termini green e via dicendo potranno essere utilizzati sulle etichette esclusivamente se l'azienda può dimostrare scientificamente di avere un impatto positivo, e questo deve essere anche quantificabile e misurabile. Ad oggi purtroppo le cose non stanno così e quindi noi investiamo i nostri denari di consumatori pensando di fare bene all'ambiente e molte volte magari non lo stiamo facendo. Ecco, questo che ha detto lei è molto importante, perché è vero, vediamo che c'è scritto green, ecologico, naturale, biodegradabile, climaticamente neutro, eco, e siamo convinti che ci sia un controllo dietro queste parole, che non possano essere messe così a caso, e invece non è questo. Ma sarà prevista anche una sanzione oltre che una regolamentazione, perché di fatto se no il mercato si regola come meglio ritiene, quindi è più conveniente e fa più lucro, insomma. Certo, saranno vietate le etichette dei prodotti che non possono dimostrare la loro impronta positiva sull'ambiente o quindi la loro riduzione di impatto ambientale, quindi saranno del tutto vietate. Se poi ci sarà qualcheduno
che vorrà comunque mettere sul mercato prodotti con una certa etichetta green non meritata, probabilmente ci saranno delle sanzioni, ecco, questo non glielo so dire, però è un primo passo nella direzione giusta. Noi come SIMA ci spingiamo anche un pochettino oltre, noi da sempre valorizziamo sul mercato quei prodotti, quelle tecnologie, quelle filiere, quelle innovazioni di cui diciamo, il produttore possa dimostrare scientificamente che funzionano avendo un impatto positivo sulla salute, e occupandoci noi di medicina ambientale, ma anche una ridotta ricaduta sull'ambiente, quindi un minore inquinamento nel suo processo complessivo di lavoro, di costruzione del prodotto. Chi dovrebbe validare questo, Presidente? Questo noi lo facciamo con un network internazionale di primarie università pubbliche italiane e di tutto il resto del mondo su base volontaria, su richiesta delle aziende, perché comunque i mercati, diciamo, competitivi e complessi incominciano a richiedere questo tipo di validazione scientifica, perché a parità di ciò che dice l'azienda valgono poi la scienza, ossia abbiamo testato il prodotto presso quella università importante e riconosciuta a livello internazionale, abbiamo verificato che quello che tu stai dicendo corrisponde al vero e allora ti diamo un marchio, ti diamo una maggiore... Ti inseriamo in una short list di prodotti o di aziende di cui poi noi parliamo con gli stakeholder pubblici e privati a tutti i livelli, su base scientifica. Questo invece delle etichette green, ovvero sia di combattere il greenwashing, è ovviamente qualcosa di molto più trasversale, sì. Ma non dimentichiamoci che già oggi però nei mercati, ripeto, competitivi, quindi dove c'è una maggiore attenzione al green, non è possibile già oggi dichiarare un prodotto green o un prodotto sostenibile senza che lo sia l'azienda, perché vengono comunque fatti dei controlli e se l'azienda non risulta che ha nemmeno iniziato un'attività volta a renderla più sostenibile, i suoi prodotti non sono chiaramente sostenibili e quindi o vengono esclusi dal mercato oppure rischiano di non essere distribuiti dai grandi player, diciamo, della distribuzione in alcuni paesi del mondo. Ecco, di fatto dall'indagine che avete fatto emerge che l'86% delle famiglie è orientata nei propri acquisti nei confronti di queste scelte green da parte delle aziende, appalesate tali perché poi la maggior parte in realtà non sono suffragate da alcun elemento probatorio rilevante. Vuol dire che noi nel nostro animo ce l'abbiamo questa attenzione ambientale, però poi di fatto non si può esplicare perché chi dovrebbe essere il primo che sta attento all'ambiente non lo è, cioè l'azienda che produce il bene o servizio. Ma ci sono molte aziende che sono attente all'ambiente e che, voglio dire, incominciano ad investire in sostenibilità anche perché il mercato, non tanto quello interno ma quello internazionale che, come dicevo, lo impone. Ma è, voglio dire, una scortesia, usiamo questo termine, nei confronti del consumatore, quello di prenderlo in giro con un'etichetta non corrispondente al vero. E allora, proprio perché l'86% dei consumatori sono spinti diciamo, a fare ambientalismo con il loro portafoglio e quindi premiare quelle aziende, quei prodotti che sono più sostenibili, è importante anche tutelare i consumatori e la loro scelta economica di investire su questo prodotto piuttosto che su quest'altro con maggiore attenzione, maggiore cura. E noi abbiamo anche suggerito di inserire in etichetta non solo sei sostenibile lo puoi dimostrare, ma dimmi anche quanto e in che ambiti tu lo sei. Esempio, qual è l'impronta idrica, ossia quanta acqua consumi per produrre quel tuo prodotto, quanta CO2 immetti in atmosfera per produrre quel tuo prodotto. Quindi sarebbe l'impronta idrica, l'impronta di carbonio, poi ci sono tante altre impronte che possono essere
inserite in etichetta che diano, fatte da un ente terzo, super partes a livello europeo o Stato per Stato, ma possibilmente pubblico, che dia una definizione dell'impatto di sostenibilità di quell'azienda, di quel prodotto, in modo che un consumatore possa decidere scientemente se comprare quel prodotto oppure preferirne un altro. Assolutamente, questo è corretto. Quindi ci vedremo, ci informerete anzi quando questi primi passi verranno fatti o quando comunque ci sarà una direttiva che viene recepita in Italia, perché questo è un altro aspetto rilevante, cioè far uscire la direttiva e che poi venga recepita dagli Stati membri, no? Ma sì, questo senza fuori di dubbio. Questa, diciamo, nostra posizione non è contro il mercato italiano, è a tutela del mercato italiano e del mercato europeo. Consideriamo che ci sono molti paesi nel mondo che oggi producono beni di consumo con sottoleggi che sono molto meno restrittive di quelle che abbiamo noi in Italia o in Europa dal punto di vista di inclusione sociale del lavoratore, di sfruttamento del lavoratore, piuttosto che di impatto, ripeto, utilizzo magari di fonti fossili tipo carbone, piuttosto che biomasse in maniera molto più importante. Pensiamo a alcuni paesi del BRICS come la Cina, l'India. Ebbene, e questi concorrono con le nostre aziende sul mercato italiano e sul mercato europeo con impronte ambientali nettamente peggiori rispetto alle nostre. E quindi è una tutela anche del nostro migliore Made in Italy, delle nostre politiche volte alla sostenibilità, quello di impostare delle regole perché i prodotti buoni, i prodotti sani, i prodotti che abbiano un impatto ambientale, quindi una maggiore sostenibilità, siano premiati dal consumatore. E in Italia ne abbiamo molti, come ne abbiamo un certo numero anche in Europa validi, e quindi è una tutela del mercato nostro. Perfetto. Allora, questo è un altro tema che vorrei affrontare con lei, è quello relativo alla situazione che si è registrata un po' a livello globale di caldo estremo, con conseguenze molto rilevanti. Qui abbiamo Italia prima in Europa per morti da caldo estremo. Voi avete cercato di dare delle spiegazioni a questo fenomeno. Beh sì, diciamo, è uscito recentemente uno studio pubblicato su Nature Medicine da parte dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona, che è un organismo internazionale molto accreditato, che lavora anche a stretto contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e che ha stimato il numero di decessi in Europa nel 2022 dovuti alle ondate di calore e anche il numero di decessi in Italia. Ebbene, in Europa sono poco meno di 62.000, in Italia, primo paese in Europa per numero di decessi, poco più di 18.000. Quello che è da sottolineare, estrapolando da questi dati, è che il 61% di tutti i decessi è stato, diciamo, è riferibile a persone over 80, quindi una popolazione già anziana, una popolazione debilitata che quando arrivano temperature elevate va incontro anche a riacutizzarsi di altre patologie. E poi sappiamo che gli anziani hanno uno stimolo della sete ridotto rispetto a un giovane piuttosto che a un adulto, e quindi anche a maggiore potenzialità di disidratazione, i colpi di calore. Il fenomeno interessa soprattutto le grandi città, dove ci sono le cosiddette isole di calore urbano, che sono delle aree particolarmente colpite da un eccesso di antropizzazione e dove il calore che si accumula durante il giorno sugli asfalti, sui marciapiedi, nelle piazze non riesce a essere dissipato nelle ore notturne, e quindi si crea proprio una bolla di calore che rende quasi impossibile la vita, e quindi problemi anche di riacutizzazioni piuttosto che di collassi o di decessi. E tutto questo sarebbe risolvibile secondo scienza se si potessero piantare nelle città il 40% della superficie complessiva della città fosse verde, tra alberi piantati, giardini, parchi, ma anche tetti verdi e verde verticale dei palazzi. Questo sarebbe in grado di ridurre
in quell'area complessiva e la temperatura al suolo tra gli 8 e i 12 gradi e quindi risolvere da solo il problema. Però c'è un punto: da un lato non abbiamo abbastanza alberi nei vivai italiani ed europei o piante per fare questo tipo di, diciamo, di investimento nel verde, e dall'altro lato dobbiamo comunque tenere presente che il cambiamento climatico porterà sempre di più fenomeni siccitosi, ma anche temperature elevate e queste ondate di calore. Quindi quello che noi suggeriamo oggi che si può fare subito è, per esempio, cambiare laddove è possibile gli asfalti presenti nelle città, che di solito sono asfalti scuri con una altissima percentuale di assorbimento, capacità assorbimento di calore, con asfalti calcarei chiari, magari drenanti, l'implementazione di verde sì, ma di specie mediterranee che hanno una bassissima impronta idrica e non hanno bisogno di manutenzione una volta che sono state messe a dimora, l'utilizzo di vernici bianche o vernici riflettenti laddove è possibile per ridurre la temperatura sempre al suolo o sugli edifici, e i tetti verdi sugli edifici, per esempio, sono in grado di ridurre di 3 gradi la temperatura all'interno delle abitazioni, quindi anche questo non è marginale. E per finire, quando ci sono ondate di calore c'è anche un aumento dello smog complessivo. Da un lato si forma più ozono per una serie di meccanismi, quindi smog fotochimico, che incide anch'esso sulla salute delle persone, dall'altro l'arsura, gli incendi e via dicendo portano da un lato al risollevamento di polveri col vento e dall'altro lato la formazione di una serie di composti, soprattutto polveri degli incendi, che vanno a peggiorare notevolmente la qualità dell'aria, che in Italia e nel nord Italia purtroppo già non è delle migliori in Europa, anzi purtroppo è la peggiore. Ma lì i motivi sono tanti e magari ne parliamo in un altro momento. Ebbene, che cosa è possibile fare? È possibile oggi utilizzare delle nanotecnologie che altro non sono che delle vernici, dei coating. I coating sono trasparenti, quindi possono essere vaporizzati sulle superfici murarie, sulle vetrate e anche su voglio dire, i mezzi di trasporto pubblici, e sono in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico per contatto con le masse d'aria tra il 20 e il 30%, e una volta messi per 20 anni lavorano H24. Mentre le vernici sono di un colore più giallo paglierino e noi le consigliamo per tutte le infrastrutture lasciate oggi a cemento vivo. Ecco, queste vernici, sia i coating che le vernici, sono brevetti italiani, prodotti in Italia, quindi filiera italiana sicura, scientificamente validata. Noi li consigliamo perché sono in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico fino all'84% e, a differenza dei coating trasparenti, questi lavorano anche con la luce visibile, quindi con la luce dei nostri lampioni piuttosto che dei fari delle automobili nelle gallerie. Ecco, questa potrebbe essere già una prima risposta anche per consentire quella dilatazione dei tempi della transizione ecologica, ossia del passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, che per vari motivi legati da un lato alla necessaria sostenibilità economica e dall'altro alla necessaria accettazione sociale di queste manovre, hanno dei tempi insomma un pochettino più lunghi. Ecco, collegato a questo, anche se parleremo in un prossimo appuntamento perché il tempo naturalmente vola, siccome stiamo parlando di polveri sottili, di biossidi di azoto, insomma di tante sostanze che sono cancerogene, dannosissime per la salute, sappiamo che però le prime cause è il riscaldamento domestico, i centri industriali che sono adiacenti alle grandi città, quindi una somma di fattori, e una parte minore è dovuta al transito veicolare. L'effettiva transizione ecologica con il passaggio all'elettrico è realmente fattibile? Per quello dico, forse bisogna puntare anche su altri strumenti,
perché la sostenibilità effettiva è messa in dubbio, vuoi dalle colonnine, vuoi dal costo dell'energia elettrica, vuoi dal fatto che comunque con tutte le macchine della conformazione delle nostre città, che non sono Francoforte o Monaco di Baviera, ma sono cittadine anche abbarbicate per le montagne, eccetera, non hanno la possibilità di effettuare le ricariche. E poi la durata di queste batterie, che effettivamente è abbastanza esigua, e lo smaltimento ha un impatto ambientale globale, visto che si parla sempre di globalità, importantissimo. Ma allora, intanto per chiarezza, al primo posto, come diceva lei, ci sono le combustioni per riscaldamenti degli edifici, a seguire gli allevamenti intensivi, poi il traffico veicolare, il penultimo posto alle industrie, tranne casi particolari di pressione ambientale eccezionale. Da un lato i costi, dall'altro la vita complessiva dell'auto elettrica. Io sono favorevole, però poi bisognerebbe utilizzare energie rinnovabili per ricaricare queste batterie. Oggi non vengono utilizzate solamente energie rinnovabili. Comunque sono stati fatti degli studi, per essere estremamente sintetici, da cui si evince che un'auto con motore endotermico, quindi un'auto diesel o a benzina, nell'arco completo della sua vita inquina di più, ovvero si ha un'impronta di carbonio più elevata rispetto a un'auto elettrica, ma contemporaneamente l'auto elettrica, pur avendo un'impronta di carbonio inferiore, di questa sua impronta il 50% è dato dalla batteria, dalla produzione fino allo smaltimento. Quindi se si volesse puntare sull'elettrico non è solo necessario aumentare e rendere capillare l'infrastruttura di ricarica, ma anche la produzione delle rinnovabili per effettuare queste ricariche e cercare di individuare delle strategie dei sistemi per fare vivere di più queste batterie o trovare il modo di riciclarle al massimo, perché se no l'operazione potrebbe non essere completamente sostenibile. Io ritengo che il futuro non sarà solo l'elettrico, ma sarà soprattutto l'idrogeno, e l'idrogeno anche per le autovetture. Oggi manca completamente l'infrastruttura e le tecnologie per le autovetture non rendono queste ancora sicure al 100% con carburante, io dico tra virgolette idrogeno, perché poi sappiamo che l'idrogeno sviluppa energia, c'è anche una piccola batteria sulle autovetture, mentre per navi, treni, mezzi pesanti la tecnologia già c'è, però in Italia ancora manca la rete infrastrutturale, come manca per quella delle colonnine diffuse in tutti i nostri paesi, in tutti i nostri borghi, anche i più piccoli. Perfetto, Presidente, io la ringrazio tantissimo, è sempre molto preciso, chiaro e conciso nelle sue spiegazioni. Speriamo di averla ancora nostra ospite, perché ci fa sempre piacere approfondire questi temi, tenere alta la sensibilità delle persone, insomma informarle. Io la ringrazio, la lascio tornare alle sue occupazioni, ringrazio a questo punto voi telespettatori di averci seguito, naturalmente rivedete la puntata sul nostro sito e buona serata a tutti, grazie.